Buongiorno Italia. No, buongiorno un cazzo. Mi prendo un altro giorno di nulla faccentismo, dai, sì. Dopodomani devo andare da un cliente da fare un lavoretto e dopo boh, si vede. Comunque dai, oggi spiaggia anche oggi. Certo che ho Italia, a parte i disturbi di stomaco che ancora ho, perché devono ancora arrivare le analisi, madonna, c'è un mese. Vabbè, però guarda che bello, cioè per lavoro mi devo prendere i giocattoli, cioè capisci? Il mio lavoro è fatto di giocattoli, è bellissimo. I Caraibi del Veneto, Italia. If you believe in democracy, if you have hope in what could be. Oh Italia, gli altri sono tutti preoccupati, no? E un po' tristi, avviliti, perché c'è sto tempo qua che piove, no? Però niente, non sanno che devono trovarsi con Singano, che è un Adams. If you want to protect your rights, you got to get out there and... C'è la coda di gente che va via, hanno tutti fretta di andare via a Jesolo, ma tra l'altro anch'io, perché in questo periodo stanno aprendo un disastro di macchine, le stanno smontando tutte, cruscotti, pezzi, eccetera eccetera, quindi meglio scappare da Jesolo per il momento. Ah, non ti ho neanche detto, sto andando in montagna, zona Tramonti di Sotto, che è la mia area montagna preferita, con gli altri, alcuni della troupe, diciamo, con Lezio, il Fabio, forse Michele, eccetera eccetera. E niente, adesso sono andato a farmi la spesa qui al Lidl.
purtroppo devo ritardare la partenza perché mi sono stato a pulire i denti, guarda, perché niente, sono in riserva di GPL e il distributore è chiuso, quindi riserva. Oh, non mi avevo mai insegnato riserva. Protesting helps us spread our views still. Got to visit the voting booth. The only way politicians are swayed, the only way they'll hear what you say is with you. Siamo pronti? Ragazza? Siamo pronti? Dimmi. Cosa? Ah sì, ok, scusa, traduco. È ora di muoverci. Sì, ok, scusa. Andiamo, via. Wow, è tanto in secca il lago, ma che roba! Che storia, non l'avevo mai visto così secco. When you must vote for the less evil, weigh your options based on history. Beep. No, che ho già bestemmiato a 1000. Quanto ho bestemmiato, madonna, cioè i toscani, cioè attaccatevi proprio, avete solo da imparare. Questo perché praticamente c'era della strada di cacca, no? E la strada di cacca ha fatto sì che mi si è aperto l'armadio dietro, mi è caduto il gimbal, quello da 600 euro, che si è anche fatto in 2-3 pezzi sul pavimento. Ovviamente mi ha anche scheggiato il pavimento che è fatto di palchette, e quindi insomma per una buchettina del cacchio puoi immaginare quanti... Vabbè, lasciamo perdere, chiudi, pip. Buongiorno. Facebook. Sono un cazzo. Guarda, st'altro, guarda. Ciao! Vai Stella! Guarda chi c'è, una CP. Ciao. Non c'è la ora. Non là. Chiedetemi dopo perché ce l'ho su Tramonti. Sei schiavo ormai. Ci sono anche le nocciole qua, Dai, uccio, la peste, uccio. Che idiota. Sei felice, Amy? No, ma pensa che quanto vecchio sono io, sul serio ci ho fatto benzina qua quando venivo in moto. Che storie. Cane, fai il servizio aspirapolvere? Lì già, al rappresentante a Folleto qua. Ci stiamo organizzando, sperando che domani ci sia sole, per andare alle Pozze Smeraldine a piedi. Allora, dall'area picnic di Tramonti di Sotto, che è dove abbiamo fatto i raduni e dove siamo adesso, no? Trovi la puntina nel sito. Alle Pozze Smeraldine sono 4 km e mezzo, cioè la salita è impegnativa, però ho detto ragazzi, partiamo organizzati, zainetto, scarpe da ginnastica, una bottiglia d'acqua da 2 litri e dai, insomma, dai, la facciamo. Sì, dentro la caldera lì. Quindi se questo è l'ultimo video che vedi le puntine capirai il perché. E poi l'ultima, siccome non si porta giù la roba pesante, cioè conosceva, cioè ci dava tanta. Poi lo seguivamo comunque dietro a distanza per capire dove via più. Infatti salendo su a Rosalba vai praticamente al sentiero dei morti. A posto. L'Italia bellissimo. No, vabbè, non solo il tempo, non solo le nuvole. Come ogni volta che io dico guarda che bello, ovviamente la cosa bella se ne va via, comunque era strapieno di rondini, c'erano state un'ottantina di rondini. Sì, ma prima perché lì si mette un camper di Vicentini, parenti di Fabio. CP! Ciao Marco! Prendilo! Ti ha preso il bacchetto Marco? Ti ha preso il bacchetto?
Il mio CP. Ha fatto una bella vita sto cane, veramente, devo dire. L'ha sempre portata in giro dappertutto. Anche qua a Tramonti c'è stato un sacco di volte con la neve, ho le foto di lei e la Rice, che era la vecchiotta, l'altro pit che avevo. Bellissimo. Dov'è il pacchetto? No, ma ci dovrebbe essere un qualcosa, tipo un vecchio edificio, cosa c'era qua? C'era il cartello. È vero, me la ricordo, la scultura. Ma chi l'ha buttata giù? Il codino che vedi è Michele Katana. Ciao ragazzi! Ciao bellezza, curati l'invenzione di Esolo. Ciao moglie di Michele Katana. Ciao, tutto bene? Tutto Ciao, bene, tutto bene. Siete arrivati con la pioggia, avete portato la pioggia. Ciao Fufo, cane piccolo. Adesso Che storie. tutto sbagliato, va messo magari Sì, va bene. dritta, no? È simpatico. Allora cosa succede? Non devi picchettarlo, niente. E il cane può girare, capito? Ah sì? Non ti scarta vetra il coso? Non è male, 100 euro si fanno pagare. Boia? Io ho preso poi 2 staffe che infili qua dentro e ci metti i fili da stendere. Ah. Quindi tu per dire lo metti qui, lo metti qua e tu hai i tuoi 5 fili per stendere. Che storiasse. Italia, se c'è freschetto. Cos'è? Cosa da mettere nelle Estendi biancheria? Però invece che avere solo questo spazio qua, io tendo le cordine. Tipo per gli asciugamani, Sì, per per capirci. però Sì. se tu tendi le cordine te lo fai lungo quanto tutto il furgone dall'altra parte, Che capito? storiazze. No, Italia. Michele Katana ha portato la pioggia. Però io non porto solo la pioggia, porto tutto il necessario. Ah, hai capito. Ho portato anche la legna. Anche la legna? No, sul serio hai portato la legna. Sul serio hai portato la Hai letto legna. il mio post, prendi la cosa di faggio. Oh, mi fermo 2 secondi a cecolare, va Michele Katana che tira su un campo rom in 2 secondi. Cioè, mi giro, vedo c'è tutto pronto. Oh, c'è sta roba. No, tira fuori. Le ciabatte Katana. Esatto, da lì deriva il nome. Adesso sì Michele che possiamo ragionare, andare nei Esatto. boschi. Esattamente. Fabio, ti aspetto, andiamo nei boschi, sono pronto. Dovrebbe arrivare dopo Fabio, a momenti. Vai. Fabio, ti aspetto che andiamo nei boschi. Guarda che c'ho già su Italia, il ma mio che katana. ridendo scherzando, Michele Katana è capace di venire alle pozze smeraldine della serie 8 km di camminata con le infradito. Aspetta domani. Ehi! Sì! Bere un bussolotto di birra a 5 litri. No, Non Cioè, riesce neanche a fare spazio. tante bottiglie sì, ma un bussolotto grande da 5 Non ci litri. sta al frigo. Perché Perché se no la birra è calda. Questo è Aspetta. unico, poi di te non so perché se no non Cazzo è c'è successo per farlo. Ah, ok, perfetto. Troppo, cioè, Fammelo vedere, fammelo vedere. Provi perché sennò... CP, sai che sto pizzo qua l'abbiamo usato per tutto tranne che come asciugapiatti, Però belli, diciamo i ritrovi così tra intimi, nel senso che sei tranquillo, ti conosci già, quindi anche conoscendoti già non devi ripetere le stesse cose, no? Quindi ti vivi molto meglio tutto quanto, bello. Fai vedere, porca miseria, cosa sei, roba di Michele Katana? No, mia. La tua? Sì. Porca miseria, Italia! Guarda, Italia! Mamma mia, brutti alcolizzati, maledetti. Esatto. Sì, ci Oh, sta. perfetto. Adesso faccio un po' di spazio, ma ci sta. Vuoi dire Allora, radicchio? vinello di Singano, Vuoi dire radicchio? oliso di Emi, Vuoi dire radicchio? Sto pensando... Tu cucini? No, volevo farmi una pasta. E basta. Boh. Sì. Faccio. Cane, la tua scatoletta dove la metto? La metto... Sì, alla grande. Super frigo del Singano, che sta... È il male che sta. Fammi capire, qua le ventole del frigo sono in automatico, ma fuori c'è freschetto. Quindi le lasciamo così, mentre d'estate Italia no, devo metterle sempre e comunque al massimo. Non che il frigo non ce la fa se le ventole non sono al massimo, ok? Però con le ventole al massimo, io faccio sempre il test dei gelati, no? Perché io tengo sempre la vaschetta di gelato in congelatore. La senti la differenza? Quindi con le ventole al massimo piuttosto che in automatico sento veramente la differenza del gelato. Senti proprio il gelato bello duretto. Chiaro, ovvio, per chi magari si è presa
per chi magari si è appena preso un camper, scordati che il gelato sia duro come quello che tieni nel congelatore di casa, assolutamente no. Il gelato in un buon frigo, in un buon congelatore da camper è duro tipo no, come quello che prendi, come si dice, dal takeaway, no, perché quello è abbastanza soffice, però insomma una via di mezzo, dai, una via di mezzo. Sostanzialmente lo puoi mangiare subito, mentre se hai gelato nel congelatore a casa è talmente duro che non riesci neanche a prenderlo su col cucchiaino. No, giusto per farti capire, no? Oh, bene, bene, così proviamo. No, proviamo, l'ho già provata Italia, la riprovo che è fenomenale, la pentola della Casanova, quello che avevo fatto il video, che questa veramente la adoro. L'unica cosa, personalmente non mi piace tanto il colore, cioè oggettivamente è molto bello, giallo, però per me, forse l'avrei preferita più sul grigio classico. Comunque vabbè, leggerissima, le sue belle manigliette e soprattutto guarda questo coperchio già bucato che non solo serve per scolare la pasta, che non è poco, ok, ma lo puoi lasciare su così l'acqua bolle più velocemente e soprattutto le bolle non escono fuori, no? Quindi Maremma Italia, che freschetto che fa fuori, mamma mia. Siamo a luglio, cioè non è che cos'è? E quanti ne abbiamo? CP ne abbiamo tipo 26, una roba del genere, siamo quasi a fine luglio. Guarda Italia, guarda, tac e via. Che figata, no, sono stracontento di questa. Mentre domani, allora non ti illudere perché sai com'è Singano, sai com'è sto canale. Se mi ricordo, ok, domani proviamo a fare le patate fritte in camper, ok? Non l'ha mai fatto nessuno, quindi domani proviamo. Beh sì, le patate le ho prese. E poi, guarda qua, l'avevamo visto, no? È sempre della Casanova. Nella recensione che avevo fatto c'è questa pentolina, anche questa l'ho ottenuta perché è straleggera, ok? Con, oddio, com'è che si chiama in italiano questo qua? Vabbè, con il cestello, ok? Per la frittura. E niente, proviamo. Certo, vabbè, non è enorme, ok? Ci staranno tipo 5 patate di numero, dopo dipende dalla grandezza delle patate, ok? Metti 4 patate. Però io voglio fare questo esperimento. Cioè, ho sempre detto, si possono fare le patatine fritte in camper? Non lo so, lo scopriremo. Se Simo non si ricorda, lo scopriremo domani. Ma sì, in fondo ognuno ha i suoi quesiti, no, esistenziali e non. C'è chi si chiede, esiste vita dopo la morte? Cos'è l'anima? Cos'è il pensiero? Cos'è questo? Cos'è quello? E Singano, si possono fare le patatine fritte in camper?